L'aggiornamento è: cerchiamo Sanchez. A Moruzzo, nella sua casa, in quella che è la sua villa di proprietà, Sanchez non c'è. Avvistamenti, voci che si rincorrono. È in Friuli, è in città, è in Vigna. L'estate bianconera è movimentata dalla vicenda Sanchez. In molti, la parte più romantica della tifoseria, auspicano il suo ritorno. Ma il Niño Maraviglia che farà e soprattutto dov'è? Abbiamo provato a cercarlo nei luoghi segnalati dai ben informati. Non è nella villa in collina, in cui nei giorni scorsi erano stati segnalati importanti movimenti, e in paese non si parla d'altro. Un po' ci sperate? La speranza non manca mai, dopo tutto il resto si vedrà. Sarebbe bello riaverlo qui in paese? Magari. Sanchez, ma di quello che so io di lui mi piacerebbe, perché era serio, era attivo, insomma, mi piacerebbe che tornasse. Cambiamo zona, il Coglio, dove il cileno ha comprato un'azienda vitivinicola che sta ristrutturando, Alma Soul. Difficile trovarla, impossibile trovare lui. Qui abbiamo provato a sbirciare tra le vigne, ma non lo vediamo, probabilmente l'ora non è nemmeno quella giusta perché è davvero caldo. Dentro, nei locali, ripetiamo, dove non abbiamo potuto accedere, c'è grande riservatezza. Ci hanno detto che non c'è, che non sarebbe nemmeno qui, ma in paese anche qui si parla e soprattutto si spera. Marco, Trattoria Moret, un centro a Corno di Rosazzo. Qui se c'è Sanchez lo sapete sicuro. Assolutamente sì. Quindi c'è Sanchez? Lui in azienda, io conosco i suoi fattori, quelli che lavorano per lui, e lo vedono spesso qui. Speriamo che sia anche per altri motivi, no? Che venga qua. Quindi siete tutti qui a sperare di vederlo sfrecciare, certo, con una delle sue macchine? Assolutamente sì. Ovviamente se passa ci dovete avvertire. Assolutamente sì, neanche a parlare. Telefoniamo subito.